Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata di 7 in punto che oggi ha un titolo breve ma significativo, Venexit. Che cos'è? Sappiamo tutti che il Veneto intende celebrare il referendum sull'autonomia della regione insieme anche alla Lombardia ed è nata un'iniziativa editoriale interessante, eccola qui appunto Venexit, scritta a due mani da Giuliano Zulin che è il vice direttore di Libero e da Matteo Mion, avvocato, che è il nostro ospite di oggi, con gli interventi di Vittorio Feltri e di Luca Zaia. Allora, intanto che si discute sulla data di questo referendum, esce questo libro perché? Esce questo libro perché c'è un'esigenza di libertà economica, di libertà costituzionale, di libertà dall'oppressione dello Stato italiano. Ed è stata raccolta da noi questa idea di libertà in un saggio che vede l'indipendentista contro ogni conformismo, Vittorio Feltri e il presidente della regione Luca Zaia, introdurci a quelle che sono una serie di pezzi redatti da me e dal vice direttore Zulin, in cui raccontiamo molte storie di questa oppressione. Poi per non parlarci sempre solo addosso di centralismo, di statalismo, di indipendentismo, di autonomismo, in coda al saggio proponiamo una serie di idee di veneti più o meno illustri, proprio per fare un laboratorio, per dire se da domani mattina fossimo autonomi o fossimo indipendenti, beh, cosa mettiamo in atto? Questo però non è un referendum per uscire dal contesto nazionale, non è un referendum sulla secessione come è stata la Brexit, diciamo così, dall'Europa, è un referendum perché chiede sostanzialmente l'autonomia, la specialità della Regione Veneto. Sì, la Regione Veneto è stretta tra regioni a statuto speciale e tra un'altra regione che chiederà a sua volta l'autonomia, cioè la Lombardia. Ma io penso che ancora prima della discussione sull'autonomia o sull'indipendenza, premetto che, o apro una parentesi, io e Giuliano Zulin abbiamo scritto 2 anni fa un altro saggio che si intitolava Indipendenza, proprio perché ancora prima dell'indipendenza o dell'autonomia ci sta a cuore la democrazia. Allora, in base a quel principio di autodeterminazione dei popoli sancito dall'ONU, io penso che veneti o campani o sardi o siciliani, al pari degli inglesi, possano esprimersi sul sacrosanto diritto ad autodeterminarsi, che dopo successivamente scelgano di autodeterminarsi per il centralismo, per l'autonomia o per l'indipendenza, quello è un problema successivo. Senta, lei anche collabora con Libero, però principalmente è un legale, un avvocato. Secondo lei questo referendum arriverà o no? Beh, il referendum arriverà il 22 ottobre, è un referendum dal valore consultivo, quindi non avrà un'immediata efficacia normativa, però è un modo per far sentire la propria voce e per porre a Roma la discussione sul Veneto, sul regime fiscale che oggi rallenta la ripresa del Veneto, che è primo nell'export, supera la Germania, ha dei numeri assolutamente più alti dell'Italia, al pari del resto d'Europa, o superiore al resto d'Europa come... Vuole fare la sua funzione di locomotiva, come è sempre stato, ma è un po' rallentato ovviamente da quelle che sono le differenze con altre regioni vicine. E questo libro inizia con un po' di citazioni interessanti, posso dirne qualcuna, così tanto per incuriosire anche i lettori. Pochi veneti sanno che come civiltà la loro è più antica di quella romana, per esempio, oppure che il famoso villaggio della Bretagna che i romani non riuscivano a conquistare è un villaggio veneto, o ancora che la storia di Roma è stata scritta da un veneto, Tito Livio. È un po' un libro sull'orgoglio delle nostre radici. Beh, sicuramente è una riscoperta delle nostre radici, c'è un bel pezzo tra le idee che si chiude con una citazione di Cicerone e dice: un popolo che non conosce la propria storia rimane sempre un popolo bambino. E io penso che nelle scuole del Veneto andrebbe studiata un po' di serenissima
visto che autonomia o centralismo non c'entrano in questo caso, ma stiamo parlando di storia ed è una storia piena di gloria e piena di fasti e che sarebbe giusto che venisse studiata al pari di Masaniello e di molte altre imprese che vengono raccontate nella scuola italiana. Ecco, c'è stato questo tentativo da parte anche della Regione di stabilire una sorta di specialità appunto per quanto riguarda l'insegnamento della lingua anche a scuola, però è stato impugnato dalla Corte Costituzionale. Sì, abbiamo sempre lo Stato italiano che si mette di traverso, come si mette di traverso su un referendum consultivo, si mette di traverso sulla scuola. Invece lo Stato italiano dovrebbe favorire, come qualsiasi Stato costituzionale, le espressioni di libertà, il favorire il dibattito. Ricordiamo tra l'altro che il 22 ottobre è una data importante per la Serenissima, perché proprio nel 1866, il 21 e 22 ottobre, venne celebrato quel plebiscito con cui il Veneto venne ammesso all'Italia. Quindi è stato, e anche sotto forme di costrizione, non proprio in modo pacifico. È il nostro 150esimo di annessione, diciamo così. So che quando c'è stato il 150esimo dell'Unità Nazionale la parte degli indipendentisti non voleva festeggiare proprio in virtù di questo anniversario. Certo, certo, quest'anno sarà il 151esimo e vede lo Stato italiano, io qualche 25 aprile mi reco a San Marco dove ci sono queste goliardiche, ma goliardica è un termine sbagliato, queste bellissime e colorate manifestazioni degli indipendentisti con la bandiera di San Marco che celebrano la storia e celebrano la libertà di espressione e regolarmente ci sono dei poliziotti con i caschi, c'è la Digos, diciamo ci sono delle manifestazioni eccessive da parte dello Stato italiano nel reprimere un qualcosa che è solo una richiesta di libertà. Ecco, tra l'altro ho visto che tra i pezzi scritti ce n'è anche uno che riguarda il famoso Tanco e quindi anche i processi al gruppo appunto degli indipendentisti che alla fine aveva costruito questa sottospecie di carro. Ma noi poi nel libro, lì è un pezzo mio, riportiamo la cosa più divertente, nel senso che dalle perizie balistiche che sono state effettuate la capacità offensiva di quel tanco era di sparare biglie. Del primo tanco, diciamo, perché l'altro... Sì, è stato non il primo dei famosi Serenissimi, ma quello recente quello che è stato recente. rinvenuto nella campagna padovana, dove, ecco, mentre noi abbiamo terroristi, abbiamo basisti di ogni criminalità che trovano residenza e asilo in Italia, nei Veneti viene sempre mostrato un muso duro che a mio avviso non trova né nel diritto né nella Costituzione un fondamento. Senta, a proposito di muso duro, vedo qua tra i titoli: clandestini fanno un figlio in Italia, la Cassazione vieta di espellerli. Ce lo spiega? Sì, beh, è sempre un po' quel muso duro nei confronti di Veneti, invece quel favor nei confronti di chi magari proviene da un altro continente. Allora, il libro vuole anche essere provocatorio su certi argomenti, però chiediamo almeno un trattamento al pari di jihadisti che sono stati arrestati a Venezia, al pari dei clandestini che hanno figli in Italia. Infatti sulla scia di quella Cassazione oggi arriviamo allo ius soli e quindi... Che a lei non piace ovviamente. Sicuramente penso che vada pensato bene, ci voglia moderazione anche nel favor verso questi signori che arrivano, perché ho i miei dubbi che siano tutti in cerca d'asilo, ma stiamo parlando di invasione. Quindi una invasione favorita dallo Stato italiano, da un certo partito e che con lo ius soli porterà questi signori un domani a votare. Però lì entriamo nella politica e Venexit non è un libro politico. È un libro che affronta cose difficili, voglio dire, perché appunto si parla proprio della vicenda degli jihadisti che hanno attraversato il Veneto, degli arresti di questi ultimi mesi che hanno riguardato proprio persone che si arruolavano alla causa dei terroristi. Sì, ripercorriamo in tante tappe gli ultimi anni del Veneto e le molte contraddizioni giudiziarie, fiscali. C'è un'unica foto nel libro che è molto significativa.
è il confine vicino ad Obbiaco tra Veneto e Trentino, dove si può vedere da una parte la neve su una strada, da una parte la neve perfettamente spalata e in Veneto no. Probabilmente c'è stato un po' di pigrizia anche da parte dei manutentori, però sicuramente i soldini che arrivano ai confinanti non trovano il riscontro invece nel Veneto e ovviamente molti comuni chiedono di andare in Trentino Alto Adige, tra cui la cosiddetta perla delle Dolomiti. Ma cosa con la jihad? Perché probabilmente gli jihadisti godono di maggior libertà dei veneti, ok? Ma è una libertà non solo costituzionale, ma a livello psicologico. Noi veneti in giro per l'Italia siamo sempre additati un po' come i cialtroni che se ne vogliono andare, andiamo bene per essere munti. Mentre, a detta della Boldrini, prima di scoprire che questi signori sono jihadisti, tra l'altro lavoravano tutti, quindi insomma, per dire alla Boldrini, sono il nostro futuro. Ecco, io penso che il nostro futuro, come scrive Vittorio Feltri, e anche il futuro dell'Italia, possa passare per questo referendum, perché una maggiore autonomia del Veneto favorisce, e anche della Lombardia, favorisce il PIL italiano. Però bisogna essere presi in considerazione, bisogna lanciare dei temi di libertà fiscale, di libertà giudiziaria, bisogna essere presi in considerazione, perché quella locomotiva merita di essere rispettata. Vedo che c'è un altro pezzo, tanto per andare un po' a curiosare tra le pagine del libro, che se la prende anche con Toscani, il fotografo che ha detto praticamente che siamo un po' tutti ubriaconi e subumani, diciamo così. Lei dice paghi €1 per ogni veneto offeso. Sì, conferma quello che le stavo dicendo. Il signor Toscani, che tra l'altro deve molta parte delle sue fortune al Veneto, visto che ha acquisito e guadagnato fama con i Benetton e con la pubblicità per Benetton, poi si permette su una radio nazionale, cioè su Radio 24, di sparare a zero contro i veneti in modo assolutamente offensivo e privo anche di buon gusto. Allora, chissà cosa gli sarà successo in Veneto, non so. Sì, ma è sempre stato ben accolto, ha lavorato bene con Benetton, voglio dire, forse è stato ben pagato. Forse ha preso troppi soldi, ecco, in Veneto il signor Toscani, è giusto. Ovviamente è stato poi assolto dalle denunce che gli sono state fatte da parte dei veneti, a conferma che la Cassazione ha un favor per chi insulta i veneti. E farebbe bene il signor Toscani, ma visto che ci dà degli avvinezzati, lui ha un'azienda agricola e viene al Vinitaly, quindi la contraddizione del signor Toscani rappresenta proprio l'emblema della contraddizione dello Stato italiano rispetto ai veneti e al Veneto. Secondo lei, tra l'altro in questi giorni è stato presentato anche il rapporto statistico del Veneto che mostra appunto molti dati interessanti sull'andamento di questa regione, che ha delle eccellenze che tutti conosciamo, appunto nell'enogastronomia, anche nella produzione di vino e di prosecco particolarmente, ma anche il veronese è ben piazzato da questo punto di vista, ma anche nel turismo che continua a trainare la nostra economia. Ma secondo lei potremmo fare meglio, quindi? Sicuramente il residuo fiscale di 20 miliardi che ogni anno non torna indietro dallo Stato italiano, almeno in parte con un'autonomia potrebbe essere reinvestito per aumentare quei numeri, che sono numeri incredibili se pensa che il Prosecco ha registrato un più 225% rispetto all'anno precedente, se pensa che il turismo in Veneto è probabilmente la prima regione italiana che come produzione di vino facciamo come Piemonte e Toscana messe insieme, che sono la seconda e la terza. Quindi abbiamo dei numeri incredibili e lo Stato italiano deve favorirli, ma perché ne trae beneficio, non soffocarli. Per andare alle pensioni, cito Zulin, la copertura pensionistica di un Veneto sui propri contributi è pari al 95%, quella di un calabrese del 33%. Ora, a noi interessa riequilibrare questa situazione. Basterà il referendum a riequilibrare questa situazione? Beh, può essere un inizio, piuttosto del silenzio è meglio un dialogo, una discussione e un referendum. L'importanza del referendum non sarà tanto nell'esito quanto nel numero dei votanti. Non fosse altro perché, come dicevo prima,
Prima dell'esito viene la democrazia. La democrazia è fatta dal numero dei votanti. Se i veneti correranno in massa a votare, a prescindere da quello che voteranno, daranno una dimostrazione di essere un popolo maturo. Noi con Venexit abbiamo voluto lanciare la discussione, continuerà su Libero, verrà pubblicato anche non so il titolo, ma un Lombardexit, sto sparando. Un parallelo, sempre, diciamo, per la Lombardia. Un parallelo per la Lombardia. E quindi io mi auguro che il Lombardo-Veneto, regioni trainanti dello Stato italiano, possa acquisire la maturità di una discussione per cui non veniamo additati a razzisti, oltranzisti, indipendentisti, ma solo alle persone che, come gli inglesi, vogliono civilmente discutere della propria identità e anche dei propri quattrini. Anche i lombardi però non è che ce le hanno fatte passare sempre lisce, voglio dire. Sicuramente tra l'altro i lombardi hanno più soldi in regione da spendere di noi per pubblicizzare questo referendum che verrà. Io infatti mi limito alla Venexit, però penso che quel dialogo e quella possibilità di esprimersi non debba riguardare né solo veneti né solo lombardi, ma debba riguardare, qui se vuole apro anche una parentesi da avvocato, visto che di professione faccio quello, debba riguardare il diritto di ogni individuo a potersi esprimere. È uno strumento di democrazia diretta il referendum, uno dei pochi forse che c'è rimasto, visto che dietro la Repubblica parlamentare poi si celano accordi, bipolarismi, tripolarismi, per cui alla fine non ne usciamo. Il fatto che gli esiti dei referendum poi dovrebbero essere rispettati, invece spesso in Italia alla fine il voto del popolo conta poco, anche quando si tratta di territori, perché abbiamo adesso recentemente il caso di Sappada che comunque ha fatto il referendum, hanno votato, però insomma in Parlamento un po' se lo rimpallano un po' tutti. Sì, io mi auguro che la forza della Regione Veneto sia superiore a quella di Sappada. Sicuramente il governatore Zaia crede molto in questo referendum. È stato contento di questo libro? So che l'avete presentato da poco in Consiglio regionale. Andrebbe chiesto a lui, io mi auguro di sì. Abbiamo fatto anche un video che è stato... ha firmato sì, è una delle firme, abbiamo presentato in Regione, proprio dopo il rapporto statistico. È stato anche pubblicato un video che ha raccolto 1100 mi piace sul profilo Facebook del governatore e quindi i numeri ci sono tutti, le vendite stanno facendo bene. Chiediamo un piccolo sforzo a chi va in edicola di comprare questo saggio e di intavolare con se stesso questa discussione che è prima di tutto una manifestazione di democrazia e poi spero anche un saggio interessante da leggere per le molte idee, per le molte provocazioni che Ma com'è il passaggio dallo studio legale alla scrittura di questo libro, diciamo? Beh, in forma di divertimento, essendo particolarmente opprimente la professione di avvocato per i termini e le imposizioni processuali che quotidianamente incombono. È un piccolo anelito di libertà, no? Diciamo che Venexit è un neologismo di libertà, anche per un avvocato sognare è lecito e scrivere è una passione che mi prende molto. Lei come se lo immagina il Veneto del futuro? Io me lo immagino migliore di quello attuale, perché abbia una possibilità maggiore di governare se stesso e di dar voce alle proprie, di ottenere riconoscimento delle proprie istanze per gestire meglio i suoi quattrini. Perché oggi, dopo la stretta europea e dopo Monti, non è più possibile quello scialacquare romano che porta i numeri, ad esempio, sulle pensioni che dicevo prima, o porta numeri per cui in Veneto abbiamo qualche centinaio di forestali e in Sicilia ce ne sono 10.000 mi pare, per cui una siringa in Veneto costa 6 euro e in altre regioni ne costa 50. Cioè, sarebbe il presupposto per una buona amministrazione. Sarebbe il presupposto per un'amministrazione migliore, che abbia più respiro, che possa investire nel turismo, nell'agroalimentare, nel futuro dei giovani. Perché non ricordiamoci che molti giovani vanno all'estero, noi intervistiamo anche, c'è un'idea di un'italiana all'estero o di una veneta all'estero, e noi dobbiamo investire nel nostro futuro e nel nostro presente. Lo Stato italiano ci tiene sempre alla canna del gas e ci trattiene 20 miliardi senza darci indietro in termini di opportunità nulla. Allora ci fermiamo un attimo per una piccola pausa e poi torniamo insieme per concludere questo ragionamento con l'avvocato Miona, tra poco. Eccoci insieme
Questa mattina stiamo parlando di Venexit, ovvero della possibilità di votare questo referendum sull'autonomia del Veneto, da cui è nato un libro anche che in questi giorni è in edicola con Libero, Venexit, di Giuliano Zulian, che è il vice direttore di Libero, e di Matteo Mion, che è un avvocato che tra l'altro collabora anche con Certo. Libero in qualche circostanza. Un libro a due mani che ci ha raccontato l'avvocato Mion, verrà replicato anche per la Lombardia con un altro titolo, perché due territori diventa sempre più stretta questa impossibilità di utilizzare le proprie risorse man mano che i problemi anche del debito pubblico italiano, della spesa pubblica italiana si fanno più vasti. Però anche noi di danni ogni tanto, avvocato, ne abbiamo fatti. Guardi che casino abbiamo fatto con le banche popolari. Sicuramente abbiamo anche noi i nostri scheletri in armadio. E lì deve intervenire lo Stato a rimediare un po'. Sì, quindi siamo già fritti, viste come sta intervenendo. Sicuramente abbiamo i nostri scheletri nell'armadio, ci sono le banche popolari, c'è il Mose, però voglio ricordare una cosa anche da avvocato, la giustizia rimane materia di competenza nazionale e la giustizia in Italia arriva sempre tardi. Arriva in ritardo per il Mose, arriva in ritardo per le banche popolari, come è arrivata in ritardo per Andreotti. Ecco, io penso che un maggior controllo e forse una giustizia anche affidata come materia di competenza regionale, che possa essere più efficiente e più efficace, passi da una fase di processo quando sono già scappati i quattrini e quando il danno è già stato fatto, a una fase di controllo iniziale più efficace, per cui una giustizia, virgolette, veneta. Ma in che senso? La gestione amministrativa? La gestione, come gestiamo la salute, possiamo anche gestire la giustizia. Quindi le non c'è motivo dei per magistrati, dei certo, cancellieri? O parzialmente, certo, visto che le cancellerie, i concorsi per le cancellerie per il ruolo di giudice fanno sempre capo a Roma, possono tranquillamente essere materie di competenza regionale e applicare alla giustizia quella bontà di amministrazione tipica dei veneti. Penso che nemmeno il referendum sull'autonomia del Veneto ce la farà in questo senso. Mi faccia sognare appunto, questo mi sa che per il momento è un pochino, però probabilmente in Italia si delinque meglio, penalmente e civilmente, proprio perché la giustizia arriva sempre tardi. Allora questi problemi cronici dello Stato italiano, io ricordo Renzi quando meravigliosamente ha detto che il processo civile si sarebbe concluso in un anno, e da civilista, come tutti i civilisti, penso abbiamo sorriso tanto, come vedendo il bambino che mangia le caramelle e che le distribuisce e le racconta a tutti. Poi è passato qualche annetto, il processo civile continua a durare in media 4-5 anni e quindi i debitori civilmente e i delinquenti penalmente continuano nelle loro malefatte. Allora, abbiamo detto che sostanzialmente l'orgoglio veneto che si respira all'interno di queste pagine, con una particolare attenzione appunto per le competenze delle regioni, perché i comuni anche hanno fatto vari danni, anche penso al territorio, come è stato sacrificato il territorio veneto, anche all'edilizia, insomma. Però per lei le cose andranno meglio anche dal punto di vista della demografia, cioè secondo lei un po' soffriamo in Veneto, ma non credo siamo allineati al resto del paese, per quanto riguarda le natalità anche? Allora, io penso innanzitutto che il Veneto sia stato deturpato in alcune zone architettonicamente, ma penso sia un problema nazionale. Non è sicuramente solo il problema veneto. Se poi ci riferiamo ai capannoni, sempre facendo riferimento a quella mitologia italiana per cui il Veneto fa tutto schifo, condomini. Capannoni, condomini, ma nel resto d'Italia si può andare in una vallata in centro Italia e trovare in mezzo alle montagne un capannone, o veda quello che è successo all'Aquila, dove l'albergo era costruito in una zona dove non poteva essere costruito e ci sono rimasti non ricordo quanti morti seppelliti sotto la neve. Quindi il Veneto in quel caso fa come l'Italia. Sicuramente io penso che nel mondo occidentale, laddove ci sia un'attenzione alla natalità,
E attenzione economica, perché altrimenti o importiamo solo figli africani oppure torniamo a farne anche noi. Io sono contrario ai bonus perché mi sembrano sempre quindi non penso ai bonus bebè, ma penso che investire in una politica per la famiglia che favorisca gli asili, che favorisca una crescita sana di un bimbo, quindi anche la sicurezza, perché oggi lasciare un bimbo piccolo da solo è un patema d'animo per un genitore, quindi non voglio andare nel mieloso, però penso che avendo dei soldi da investire, se bene investiti, questi diano indietro in termini di natalità, buona amministrazione. Insomma, avete chiamato un po' di gente a dire la sua, sostanzialmente, certo. Ettore Beggiato, Massimo Bitonci, Roberto Ciambetti, ma poi anche tanti altri giornalisti, l'associazione Raise Venete, anche Radio Padania, per non dimenticarne nessuno, assolutamente, insomma, c'è Gianluca Marti, giornalista esatto. Comunque, e sono tutte voci a favore? Ma guardi, qui ripeto, è un ultimo capitolo dedicato proprio alle idee, proprio per essere i primi che vogliamo essere contro il parlarci addosso. Non ci siamo limitati alle provocazioni, ma vogliamo dirci bene, ma se da domani fossimo autonomi o indipendentisti, cosa faremmo? Allora le dico la mia di idea, che sarebbe da avvocato, nell'antica Serenissima, maggiore era il grado culturale e sociale dell'imputato e maggiore era la pena. L'esatto contrario di quello che avviene nello Stato italiano, dove chi ha i soldi se la svigna e riesce a occultare i quattrini, a fare un buon patteggiamento, e chi non li ha marcisce in galera. Ecco, nella Repubblica Serenissima era l'esatto contrario. Reintrodurrei questo anche nei codici attuali. Sono delle idee. E io poi le apro una parentesi, che Venexit, lei prima mi diceva, anche i lombardi ci hanno trattato male, visto che c'è l'intervento di Luca Zaia e questo referendum verrà anche replicato in Lombardia, è un'opportunità per metterci in pari con la Lombardia, perché sicuramente la Lega mette il cappello su questo referendum, anche perché lo promuove e quindi giustamente lo fa suo. Ma ricordiamoci che per anni noi siamo sempre stati la Liga Veneta un po' in disparte, era la Lega Lombarda che dominava con Bossi e anche oggi con Salvini. È un'opportunità anche nel partito che rappresenta le istanze del Nord per far valere, è l'unico cenno politico che mi permetto perché non sono iscritto ad alcun partito politico e quindi non voglio... Riflessione, diciamo. È una riflessione, è un'opportunità... Magari la Lega Veneta si rifarà col Presidente del Consiglio. Beh, staremo a vedere, ho i miei dubbi, ma staremo a vedere. Però è un'opportunità nell'ambito di un partito che ha un traino importante al nord per metterci in pari Zaia, Maroni e non essere sempre anche lì secondi. Quindi chi lo vuole deve prendere libero e... Deve prendere libero a un prezzo agevolato rispetto a quello che lo troverà in libreria successivamente, quindi sono 6 euro, 4,50 per il libero. E dico un'altra cosa, che con l'autore Zulin abbiamo deciso di devolvere il nostro ricavato alle popolazioni che sono state colpite da quella forte tornado che si è verificato qualche anno fa nella zona di Dolo e Mira e che ovviamente sono state dimenticate dallo Stato italiano. Grazie per questo contributo di riflessione, anch'io lo leggerò con più attenzione, vi abbiamo dato almeno alcuni cenni su quello che potete trovarci all'interno e buon lavoro e al prossimo libro allora. Grazie, buongiorno a voi. Grazie anche al pubblico, noi ci rivediamo con la seconda parte della puntata con un altro argomento, una breve pausa pubblicitaria, poi ci incontriamo tra pochissimo.